Confartigianato Vicenza da sempre a fianco delle imprese associate per garantire il rispetto delle regole nell'ottica della legalità e delle normative che disciplinano un corretto rapporto economico e imprenditoriale, condivide la scelta adottata dalla Regione Veneto di istituire un contributo straordinario di 1 milione di euro a sostegno delle piccole e medie imprese vittime di comportamenti illeciti da parte di imprese debitrici e chiamate a rispondere in sede processuale dei reati di estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali. Questo il commento di Luigino Bari, delegato alle politiche del credito di Confartigianato Vicenza, al provvedimento recentemente adottato al riguardo dalla Regione. È prevista una serie di requisiti che le piccole e medie imprese devono possedere alla data di presentazione della domanda, il cui termine è il 29 giugno prossimo. Per chiarimenti necessari e per l'eventuale predisposizione dell'istanza sono a disposizione degli interessati in maniera del tutto gratuita gli uffici di Punto Impresa dell'Associazione.